Voilà ragazzi, e quindi stiamo continuando la preparazione. Oggi è il 30, quindi abbiamo già preso diverse cose da mangiare e niente, ho preso anche altri funghetti perché sono la fine del mondo. Sono buoni, sono belli questi funghetti, metteremo un po' da tutte le parti, anche qui sul tavolo qua. Ma oggi devo solo sistemare un pochettino la stanza qui e abbiamo finalmente terminato. Allora, a più tardi. Cioè, terminato si fa per dire, poi bisogna mettere tutto al loro posto, tutte le cose, tutti i piatti, tutti i bicchieri, e quindi continuare con la decorazione. Nemmeno sto a 3 giorni a fare sto fatto, mamma mia. Voilà, allora ragazzi, adesso sto alla fase praticamente elettrica, vedere se tutto va bene, diciamo, perché creare l'ambiance soft. Voilà, quindi andremo a mettere, vabbè, i funghetti qua. Questi funghetti ne ho comprati altri 15 che andremo a mettere su questo tavolino qua, là e là, quindi sarà una bella situazione. E quindi poi ho pensato di illuminare qualche altro. Aro vai tu, ne? Aro vai? A te sto parlando. Aro vai? Dove vuoi andare? Ti ha girato la finestra proprio per fare fuori. Mo' oggi finito la mochetta. Allora, va a cacca e pisciare una parte. Strunz. Capito? Mo già voglio a seminare la tua pipì da tutte le parti. E senti un po'. Allora, e quindi ragazzi, illuminerò qualche altro acquario. Però ho un po' paura perché sinceramente sono troppo cariche le ciabattine, quindi fa un po' impressione logicamente. Bella la chitarra ragazzi. Voilà. Quindi abbiamo creato l'ambiente soft. Quello, anche l'angolino là mi stuzzica proprio tantissimo con l'acquario che abbiamo fatto. Vi ricordo ragazzi che questi video di come si fanno queste cose, tipo l'acquario che voi vedete qui, oppure gli altri, la chitarra, sono su Bricolage della Vita. Faccio vedere passo per passo come si realizza un qualcosa del genere. Diciamo che non è facile, però comunque nulla è impossibile. Quindi allora ragazzi, a domani. Vi faccio vedere domani mattina cosa abbiamo comprato, cioè domani nella fase del giorno, quindi che prepariamo la tavolata. Domani il giorno verso per massimo le 3 ho finito completamente tutto, perché poi voglio stare anche un po' in grazia di Dio. Io a questo qua non lo sto facendo fare proprio assolutamente niente. Certamente ha lavato i piatti, devo dire la verità. Io mi sono messo a lavare le posate, i bicchieri e tutto il resto. Io ieri ho cacciato i piatti e gliel'ho fatti lavare, perché poi in fin dei conti guadagno non so che soldo mesi, permetti. Poi per quanto riguarda la serata del 31 ha da faticare, però comunque io sto pure io, quindi come si dice, una mano lava l'altra. Vabbè ragazzi, vi ho voluto far vedere questa situazione qua. Ho acceso anche quelle 2 colonne, sono 2 colonne che si illuminano, però non... Allora, un po' appiccicato. Non ti potevo la giudice, mi fanno poche impressioni sta roba in legno qua. Questo qua è alabastro, sono 2 colonne di alabastro. Bella, si accende sia quella che quell'altra. Poi non so, sul tavolino là ci sta un'altra presa a disposizione, volevo mettere qualche altro, volevo mettere l'albero piccolo a fibre ottiche, però non so, mi scoccio, non ci fa vedere l'ora che ha troppo cosa da giornare. Poi abbiamo queste luci qua, le grandi, e poi abbiamo logicamente le candele che poi creano il loro effetto magico. Vabbè ragazzi,
sto a San Marino qua, alla lavare tutta la moquette, la macchina per lavare la moquette, l'ho fatta seccare, l'ho lavato con la roba per la moquette là, e poi ci ho passato l'aspiratore. E poi ho fatto tutta questa roba qua, i piatti, una bella faticata ragazzi, una bella faticata. Comunque risultato, vedete, sta uscendo la fine del mondo. Allora domani ragazzi il 31 facciamo i brindisi insieme tutti quanti e anche con voi, augurandovi tanta prosperità economica, tanta felicità, bla bla bla, le solite stronzate che si dicono. Adme. Oh. E voilà ragazzi, e quindi siamo arrivati al 31 mattina, abbiamo quindi preparato tutta la decorazione come vi ho fatto vedere ieri. Oggi la dobbiamo solo mettere in pratica, quello che noi abbiamo preparato, però questa mattina per me risulta veramente molto complessa, perché prima cosa andremo a comprare frutta e verdure, poi ho l'appuntamento per andare a prendere salmone e caviale, automaticamente verso mezzogiorno devo andare a prendere le cose di sfizio, pizzettine molto simpatiche dall'italiano lì, e automaticamente, tutto automaticamente, praticamente devo quindi creare tutta la decorazione e in più lavare anche i cagnolini, quindi una giornata abbastanza complessa, ed in più anche cucinare quelle poche cose che farò per questa giornata. Allora tutte l'uomo ceri. Voilà, allora ragazzi, iniziamo la nostra storia. Sto qui ad acquistare prodotti di verdure e legumi. A tutte le ragazzi, voi avete video, questi qua sono i citron d'uso, i video di Amametta, dove abbiamo mangiato i citron d'uso. Mamma mia, stasera lo faccio morire. A più tardi. Voilà, allora ragazzi, andate a portare la frutta sopra. Adesso andiamo a prendere lo champagne abbiamo già preso, andiamo a prendere il salmone, il caviale eccetera alla Maison de Caviar, quindi prendiamo la metropolitana ed arriveremo a Franklin Roosevelt. Dopo che ce la faremo a piedi arriveremo là, giusto alla Maison de Caviar. A tutte loro. Sembra una radio, no? Invece sono due che stanno cantando, proprio bravissimi, e logicamente non potevano mancare i miei spiccioli portafortuna. Speriamo che gli portano veramente fortuna, perché sono proprio bravi. Quindi stiamo andando adesso alla Maison de Caviar. Mamma mia, che giornata! Non potevo non far vedere proprio brava questa roba. California, I hope it's gonna come true, but there's not a lot I can do. Hey, da 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 da, da 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 da. Allora ragazzi, un'altra fermata di tempo, è logico che andiamo a mettere tutti i nostri spicciolini nel cappellino buona fortuna. Good. Merci. Happy New Year. Yes. È arrivato il nostro momento, a tutte loro. Allora ragazzi, mi hanno fatto venire i brividi addosso. Non stavano cantando un'altra canzone veramente straordinaria, bella, veramente molto bella. Allora niente a parlarne. E voilà, direzione George Sank. Quindi andiamo a scendere direzione George Sank ed andremo a prendere il nostro caviale. Allora George Sank, la direzione super giù, è dove si trova il palazzo di Louis Vuitton. Quindi una volta arrivati là andiamo a prendere la stradina che ci porterà alla Maison de Caviar. Voilà.
Ah, qua è un'asta, eh? Questa qua è un'asta dove abbiamo venduto i nostri due Art Curial. È un'asta dove abbiamo venduto i nostri due orribili mobiletti. Orribili è relativo, perché se l'hanno comprato a 120.000 euro, tanto orribili non sono. Però comunque abbiamo fatto veramente un grandissimo affare. Voilà, tra poco dovremmo esporre tutte le nostre cose. Voilà, questi qua sono gli Champs-Élysées, ok? A Ciccioleo. E ragazzi, quindi siamo arrivati alla Maison de Caviar. Là è il palazzo di Louis Vuitton. E quindi andiamo alla Maison de Caviar per prendere il nostro salmone e caviale. Allora, mo praticamente dovete pensare che se ne vanno, io ho fatto il calcolo, sono 9.860 euro. Diciamo che è approssimato sui 10.000 euro. Mamma mia. Se mi viene a fare una rapina mo sta proprio buona. Allora, ragazzi, è successo una cosa che mo quando glielo dirò a Elio sarà talmente contento che voi non vi potete immaginare. Allora, praticamente, a prescindere dal fatto che sono entrato, ho detto bonjour e nessuno mi ha risposto. Me ne sono andato, ho detto bon au revoir, buon fin d'année, buon 2015, personne mi ha risposto. Donc, allora sarà contentissimo perché lei praticamente mi ha detto c'è stato un piccolissimo errore, nel senso che il caviale beluga non ce l'aveva non nelle scatole da mezzo chilo, ma bensì solo da 1 chilo. Allora io ho detto no, facciamo sempre mezzo chilo, e loro le scatole non le possono aprire. Allora mi ha consigliato un caviale meno. Io sono stato contentissimo perché abbiamo risparmiato 5.000 euro, perché adesso si sono aggregate anche altre 4 persone, quindi automaticamente facevamo un cucchiaino per uno per comprare 5.000 euro di questa merda che tra parentesi a me non piace. E quindi sono contentissimo perché ho rifiutato, ho detto no, io voglio mezzo chilo, ma sono stato talmente contento perché stamattina avevamo parlato di telefonare e dire no, guardate, il caviale lasciamolo stare, perché onestamente 5.000 euro, con 5.000 euro possiamo, ma ti può fare felice un clochard. Guarda, sono più contento di fare questo che mangiare un cucchiaio di merda là di pesce. Quindi automaticamente sono stato veramente contentissimo. Il caviale non ci sta stasera, lo stesso è venuto a costare tutta una cifra, però il caviale non ci sta. Sono contentissimo, mo che io lo dico a Elio sarà proprio alle stelle, perché stamattina io mi sono imposto dicendo basta, togli sto caviale da mezzo perché 5.000 euro. Oggi come oggi sono soldi, quindi 5.000 euro sono proprio una cifra, no soldi, sono proprio una cifra, perché non si ha da cifra. Allora, ci sta il salmone, ci stanno tantissime cose da mangiare. Allora ragazzi, adesso andiamo a posare questa roba qui e adesso devo andare all'italiano a prendere tutta la roba mia, gli antipastini miei italiani, quindi tutte le cose simpatiche italiane, dopodiché avremo quelle 5 ore di tempo per preparare tavola per stasera e lavare cagnolini e cucinare le cose che ho fatto io, per esempio il cotechino, le lenticchie, faccio 6 tipi di lenticchie differenti all'insalata, bla 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 bla. Poi prenderemo il cavolo, faremo tante altre cose. Allora ragazzi, a più tardi su Telegarage Mare Viaggi. Un po' fattiglie. Mi stava
Le 31, c'est un peu fatigué. Ah oui, et ce soir, il faut dormir ce Ce soir. soir, bon, ouais. Il faut dormir un peu. Voilà, ouais. Jusqu'à. Vous allez dormir à quelle heure là? Ce soir? Là, vous allez dormir jusqu'à 20h. Ouais. C'est bon. Après, ce soir, c'est la grande joie. Allora, più tardi ragazzi, va. Ah, la tête. Ma che buona, ne? Ah? Allora, sono le 12 meno un quarto, quindi alle 12 meno un quarto adesso incominciamo, perché alle 12:30 devo andare a prendere la roba, quindi è inutile che sudo, e quindi cominciamo a fare un po' la tavolata. Voilà. Adesso però voglio filmare in diretta l'esordio di quando vado a dire a Elio che il caviale non c'era. Niente ragazzi, sta parlando al telefono. My friend. my friend, after you feel. Ok? Io incomincio a spostare tutta questa roba. Cominciamo a spostare sta roba, così mettiamo la nostra tovaglia rossa. Mi trovo già qualcosina a fatta in più. Ma che buona, babbo! Non sono giochi, stasera vi faccio giocare con i giochi. Che buono tu, ma giochiamo. Voilà, allora ragazzi abbiamo preparato la prima tavolata e quindi adesso andiamo a prendere tutta la roba dall'italiano e poi dopo dobbiamo lavare i cagnolini e preparare quindi poi questo, diciamo, buffet e tutto il resto. Quindi a più tardi su Telegarage, mare, viaggi. Chic, eh? Tutto è